Eccoci qui, ben trovati, ben arrivati a questo nuovo appuntamento con Mille Voci, 16ª edizione, un'edizione difficile, siamo arrivati già alla terza puntata, ma come vi ho detto già in precedenza, realizzare questa edizione quest'anno con questa pandemia, con tutti i problemi che ci sono stati e ci sono da un punto di vista sanitario, delle restrizioni, i problemi con le presenze degli artisti, insomma è veramente un'impresa, quindi speriamo arriviamo indenni alla fine di questa passeggiata artistica per tenervi compagnia. E quest'anno, se avete seguito l'inizio del nostro programma, avrete saputo e sapete che sono accompagnata da un grande maestro, il maestro Alessandro. Ma grazie, che bella presentazione. Maestro, tu sei un grande compagno di viaggio, sei stato il compagno di viaggio di tantissimi artisti e presentatori importanti come Marta Flavi, Maurizio Costanzo. Io quando ho sentito che c'eri tu mi sono proprio emozionata perché l'ho già detto, ti guardavamo sempre il pomeriggio io e la mia mamma. Quindi grazie Alessandro, accompagnami anche oggi in questa puntata ricca di grandi emozioni. Voi dovete sapere che Mille Voci, se non lo sapete ve lo dico, si vede in tutta Italia, in tutto il mondo. Adesso arriva il turco che dice tutte quante le nazioni in cui si vede Mille Voci, ma me lo ricordo, faccio da me. Vediamo se ti ricordi, dai, vediamo. Allora, sì. In Italia va bene. Perfetto. In tutta Italia siamo in livello nazionale, TV regionali e TV nazionale. TV nazionale. Beh. Poi abbiamo... Vediamo. Il Brasile, sono sicura perché... Prima del Brasile, prima dell'Argentina, tutta l'Europa. Tutta l'Europa, perché noi tra l'altro ospitiamo sul satellite tutta l'Europa. Poi abbiamo l'America, il Canada, il Brasile. Mi pare che da questa... Dobbiamo allargarci... Dove? Casa tua, a casa mia si vede, sì, si vede anche nel profondo sud, in Calabria dove ci sono tutti i miei compaesani, però dobbiamo espanderci verso la Russia, Turco, ti devi impegnare perché tutto l'Occidente lo stiamo coprendo, dobbiamo arrivare... La Polonia, la Polonia c'è. Ah, la Polonia, vedi, siamo arrivati anche in Polonia, bene, quindi Mille Voci è una trasmissione che dà grande visibilità agli artisti che vogliono farsi conoscere la propria musica e il loro modo di cantare. E questa è una puntata nella quale alcuni di loro avranno questa occasione. Anzi, iniziamo subito con uno di loro. Lui è promosso da un'agenzia che si chiama, vediamo se ho studiato bene, dalla Musa Agency, di cui si occupa la nostra Paola, che è Paola Carbonelli, che è manager e talent scout di questa agenzia, e loro
sono stati premiati come un'agenzia importante sul territorio, una delle migliori che promuovono nuovi talenti, hanno degli autori che scrivono delle canzoni personalizzate per i loro artisti, per i loro cantanti, e si occupano anche di moda. E noi questa puntata la iniziamo proprio con uno dei loro beniamini, il nostro Xandre. Prego. Salve. Xandre. L'ho detto con l'accento giusto, bene. Allora, lui ha partecipato a numerosi talent, hai fatto tantissimi stage con grandi cantanti del panorama della musica italiana. Oggi presenti un brano, se ho letto bene, ha a che fare con l'esperienza della separazione dei figli che vivono... La separazione dei figli da un genitore. Quindi noi ascoltiamo insieme Xandre che ci canta Ombra e Luce. Grazie. Xandre. Mi ha lasciato, nel silenzio mi è andato, cuore di uomo sai, senza mai un ritorno, notte insegue il giorno, vita che va via, siamo satelliti, girano intorno, ma che non si cercano più, gli stessi sguardi, lo stesso mondo, ma non ci sei più tu. Vita veloce, ti ferma indietro, ombra riflessa che io non vedo, incrocio d'occhi persi nel tempo, mi guardo intorno e più ti perdo, silenzi astrali come pianeti, entrano e sfuggono i tuoi pensieri, io ti parlai, mi fermo adesso, questo sarebbe il nostro momento, sei ombra e luce, divori dentro, mentre aspetto il tuo rientro, tutto è comunque nelle mie mani, affronto ora il mio domani, mi sento in bilico nell'esistenza, tu come puoi restarne senza, eri il mio punto fermo, ora non ha più senso, come ferita sei, che mi porto addosso e io voglio adesso vita che sia mia. Siamo satelliti, girano intorno, ma che non si cercano più. Gli stessi sguardi, lo stesso mondo, ma non ci sei più tu. Vita veloce, ti ferma indietro, ombra riflessa che io non vedo, incrocio d'occhi persi nel tempo, mi guardo intorno e più ti perdo, silenzi astrali come pianeti, entrano e sfuggono i tuoi pensieri, io ti parlai, mi fermo adesso, questo sarebbe il nostro momento, sei ombra e luce, divori dentro, mentre aspetto il tuo rientro, tutto è comunque nelle mie mani, affronto ora il mio domani, mi sento in bilico nell'esistenza, tu come puoi restarne senza, asciugavo il dolore vicino a me, la rabbia che voce ora c'è, ombra e luce. Grazie. Complimenti! Grazie. Bravo Xandre, grazie di essere stato con noi in questa edizione di Mille Voci. Per voi dalla Musa Agency, Xandre con Ombra e Luce. Grazie. Alessandro, eccoci. Adesso io presento il prossimo artista e tu devi fare 2+2. Devi fare 2+2 e mi devi fare una musichetta per capire a chi ti somiglia, così a chi somiglia così. Io adesso lo presento perché lui è un amico, mi sa che hai capito, sì. Guardati intorno, ora
Ecco, No. la musichetta ci sta, perché lui è un grande amico di Mille Voci, di Gianni Turco. Tra l'altro lui è stato un pioniere di Mille Voci, perché ha partecipato alla prima edizione di Mille Voci. E lo abbiamo ancora qui, devo dire. Daniele Sinasce! Non posso farti il baciamano, ma te lo faccio virtuale. Ecco, vedi che... Ci siamo, siamo entrati nel mood. Sì, siamo entrati in mood. Ciao Guarda. Gianni. Il nostro Daniele Sinasce, guardatelo, fai primo piano, Ma- si è capito anche insomma senza primo piano. Mike per come Buongiorno. Mike Buongiorno, Ok. dai, tirate a indovinare a chi somiglia. Alessandro, ti rendi conto? Ma lui è uno di quelli che non solo riesce a cantare Renato Zero, lui canta tutto. Tra l'altro lui insegna anche canto, fa degli spettacoli bellissimi. Grazie. Ed è una delle persone che riescono a interpretare meglio le canzoni del nostro Renatone. Sei So che- cara, sei cara, Ma grazie. Ci mancherebbe. Allora, il nostro Daniele Sinasce, bentornato in questa Grazie, edizione grazie. di Mille Voci. Che cosa ci canti in questa occasione? Allora, vorrei approfittarne per fare un mio inedito, Ecco. che si chiama Vivere a metà. Ed è di questi tempi quanto mai azzeccato, perché viviamo tutti un pochino a metà, anche meno, anche È un vero, quarto. è vero. È una canzone che ho scritto nel 2005, che peraltro portai per la prima volta a Mille Voci nel 2005, quindi quando mi ha portato fortuna, ha portato evidentemente fortuna a questa meravigliosa A questa trasmissione, quindi noi siamo felicissimi. che ha sfornato decine e decine, centinaia di artisti che circolano per tutto il mondo, quindi grazie a Mille Voci, e vorrei riportarla. Assolutamente, grazie a te, un Grazie a grande voi. ritorno del nostro Daniele Sinasce con un suo brano, Vivere a metà. A Mille Voci Daniele Sinasce! Grazie. Ma che giornata dubbia quella mia, su questo trono finto caso mai. Un viaggio dentro me, nel mio DNA, rispetto io i casi tuoi, e giorni cercando di te. La gente poi chissà se pensa a me. Il solito caffè m'ha offerto a chi, se gli occhi miei aspettano il tuo sì. Binari noi in cerca di noi, unirsi mai, unirsi se poi il sogno mio finisce là, nello scantinato della tua poesia. Stessa scuola, stessa solitudine, e la stranezza fatta ormai bandiera. Diversità, inquietudine, a cena dalla vita abbiamo fatto ai mezzi già. La meta mia è l'altra mia meta, ma che gran peso il mio sapere che quell'altra mia meta ha vinto già. Il sogno mio comincia là. Binari noi in cerca di noi, unirsi mai, unirsi se poi, ma uomo io e uomo tu, a volte sai non mi si vede più,
non sarà, il nome mio furore farà, libero adesso i passi miei, eccomi, io sono qui. Vivere a metà, sembrando chi non sei, vivere a metà, ma sapendo che anche tu ci sei. Vivere a metà, come binari noi, perché senza di me, neanche di te saprei. Saprei. Daniele Grazie. Sinacce, Vivere a metà. Grazie. Con Grazie. un bellissimo video che abbiamo Grazie. visto. Quindi Negli Stati Uniti, a Las Vegas. complimenti, Grazie. veramente bellissimo. Grazie, grazie di cuore. Noi ci vediamo in qualche altra puntata di Mille che Voci, faccio? Non però vengo devi più. tornare. Grazie, Bravissimo, grazie, Daniele grazie. Sinacce, Tanti alla auguri alla prossima. trasmissione. Grazie. Molto contenta di avere Daniele con adesso? noi anche quest'anno. Bene. E adesso? E adesso? E adesso? Vado? E adesso a chi tocca? Ancora tu. Ancora tu, ecco, che detto così sembra... Non ma mi sorprendi e lo sai. Pensavo che dicessi ma non dovevamo vederci più. No, potevo anche fare. E adesso andate via. Ecco, No, vabbè, ma- adesso andate via, voglio restare solo. No, no, è carino lui, adesso Brava, tocca brava, a me, è sempre grazie. un piacere sentirti. Grazie Alessandro. Vi presento un brano voluto, indovinate da chi? Da Gianni Turco. Mi ha chiamato, ha detto senti questa canzone è bellissima, la devi cantare, devi riuscire a cantare questa cosa. Dico va bene, proviamo. Quando l'ho sentita ho detto tu però non è che ci stai con la testa, è una cosa difficile. E invece ha sempre ragione il Turco e quindi abbiamo fatto questa produzione di questo brano molto impegnativo, veramente tanto bello, e in cui sarò accompagnata nella coreografia da Fabrizio Musilli, che è un ballerino e un coreografo amico che ringrazio tantissimo. E quindi vi faccio ascoltare questa new entry nel mio repertorio, che è Quando l'amore diventa poesia. Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia, la mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai perché da me sei andato via, per me è giusto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io canto la tristezza che è in me, questa notte sarà melodia. Piango ancora per te, anche se ormai è una follia. Non ti chiedo perché adesso tu non sei più mio. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei,
Brava, brava, brava. Grazie. Brava, grazie. brava, brava. Grazie Bravi tutte e Patrizio, due. grazie. Grazie Alessandro. Ma brava, brava, veramente mi ha emozionato. Grazie. Davvero. A parte che è una fatica che... È una fatica, guarda, vengo da te così. Vedi? Maripio si dice a Roma. Sì, sì. No, sono stata Vabbè, molto contenta, è ci stata una divertiremo bella il prova. sabato, dai, ci divertiamo sabato. Ecco, sabato, quando sarà tutto finito, avremo finito tutte le registrazioni, qualche sabato ci divertiremo. Che cosa succede il sabato? Dimmi un po'. Nostro carissimo amico e anche mio personale di decenni e decenni fa, che ho il piacere di rivedere, cantava Dai, a che Sanremo la sapete, questa canzone. Ma sabato sera ti porto a ballare, ti potrò baciare, ti potrò baciare. Ma sabato sera ti porto a ballare e potrò restare con te. Bruno Filippini! Col microfono. Devo essere sincero. In questo periodo non mi va più di cantare a me. Lo capisco. No, ma c'è un momento per ogni cosa nella vita, e questa pandemia mi ha fatto veramente pensare a tante cose. Io difatti non volevo venire qua, ma Gianni ha voluto per forza, perché per me io avrei terminato la mia carriera che dura quando ero solista contratto alla da Cappella Sistina, quindi da piccolino. Dal 1950. Complimenti, facciamolo un applauso a Bruno. Quindi, voglio dire, una lunghissima carriera. Quindi io ho detto, ma perché tanti vanno ancora in giro a cantare così, poi le loro immagini, è chiaro che... Allora, noi invece pensiamo proprio che Mille Voci debba tenere compagnia e sollevare il morale proprio in questo momento difficile, quindi ce la stiamo mettendo tutta per aiutare gli artisti che hanno bisogno di esibirsi e tutto il nostro pubblico a casa per tener loro compagnia coi sorrisi. E noi sorridiamo con questo principino invece, perché ti abbiamo costretto a venire a Mille Voci a cantare per noi. Cosa ci canti oggi? Dunque, è una canzone del mio carissimo amico Gino Puglisi, il maestro Gino Puglisi, che so che ha avuto anche dei contatti con te. Quindi un brano del nostro maestro Gino Puglisi che si intitola? Indovina un po'? Io senza te. Dove vai tu senza di noi? Dove vai senza Mille Voci? Bruno Filippini! Grazie. Che io mi svegliassi con un vuoto nell'anima, ricorderò questi miei giorni che ho vissuto in te e cercherò quello che resta di emozioni dentro di me. Senza te son come un fiume sempre in piena e il mare tu sei una tempesta che la notte illumina di nevi bianche un momento insieme a te, azzurre sensazioni fantastiche. So che un'ombra soltanto può rendere amaro il tuo sguardo in un solo momento. Ti dirò no, non puoi fuggire amore, no, da un passato che ti brucia ancora dentro. Se felice tu sei, dimenticare sai, ed un cielo avrai.
fantastico per dare a te non solo amor ma qualche cosa in più, perché tu sei la mia speranza e anche qualche inquietudine, ma senza te io sono un cielo senza sole. L'alba tu sei una tempesta che la notte illumina, di nevi bianche a momento insieme a te, azzurre sensazioni fantastiche, basta un nome soltanto per rendere amaro il tuo sguardo in un solo momento. Ti dirò no, non puoi fuggire amore, no, da un passato che ti brucia ancora dentro. Se felice tu sei, dimenticare sai, ed un cielo avrai. Come sei una stella chiara azzurra tu sei, e la luce cerchi negli occhi miei. Se felice ora sei, dimenticare sai, ed un cielo avrai. Ma quale finire la carriera? Ma che stiamo scherzando? Ma mica ci possiamo privare di Bruno Filippini noi qui. Quindi tornerai a trovarci ancora nel corso di questa edizione Mille Voci. È una minaccia, va bene? Grazie Bruno Filippini! Ma poi posso dire una cosa, Daphne? Dimmi Alessandro. Bruno Filippini è uno di quelli che ha insegnato a intere generazioni a fare piano bar. Appunto, quindi... Perché è uno E ancora ha tanto bravo, da dare. Quindi non si finisce mai. continueremo ad ospitare volentieri. E noi andiamo avanti in questa puntata con un nuovo talento, alla quale auguriamo, come a tutti, un grande successo. Lei si chiama Ilaria Pilozzi. Vieni Ilaria, vieni. Buonasera. Allora, giovanissima, Ilaria è sempre una scoperta della Musa Agency, quindi canterai un brano scritto da Alessandro Fatale, che è l'autore di molti brani dei talenti dell'agenzia e che cerca di adattare i brani a ognuno di voi, a voi artisti, in base alle vostre qualità vocali. Tu hai partecipato, col brano che ci presenterai, ha partecipato anche alle selezioni di Sanremo Giovani, se non sbaglio. Bene, quindi benvenuta in questa kermesse musicale qui a Mille Voci. Il brano che ci farai ascoltare si intitola? Inganno senza noi. Inganno senza noi, un brano che parla delle relazioni familiari, giusto? Sì. Io dico, la famiglia ce la ritroviamo, gli amici sono la famiglia che scegliamo per noi stessi. Ilaria Pilozzi! Sorriso vuoto e niente più, un solo abbraccio che nulla stringerà di te, solo senza anima, falsità che è sempre qui vicino, senza amore l'agonia scivola nel vuoto in cui resterai, non c'è più uscita e passa via con l'inganno senza di noi, né buio io luce che se poi ci prende
ci prende e ti avvolge ed è solo voce la mia per te. Legami senza armi, senza più odio né ostilità, sinceri di fronte ma un muro non c'è. Grazie bravissima, grazie di essere stata con noi e di aver scelto Mille Voci per la tua esibizione. Grazie. Ilaria Pilozzi, no, qui stiamo proprio un pezzo avanti perché questi ragazzi riescono a cantare, a essere così sciolti davanti alle telecamere. Io manco adesso a 45 anni, forse perché me lo insegna un po' il turco, ma io all'età loro quando cantavo ero un'imbranata, questa è la verità. Andiamo avanti con un altro amico di Mille Voci, il nostro Domenico Bartolomeo. Eccoci, Daphne. Domenico Bartolomeo, un grande ospite di questa trasmissione perché lui è parte ormai della nostra famiglia, ha partecipato a tantissime edizioni di Mille Voci, anche quest'anno si esibisce più di una volta nel corso di questa edizione, quindi siamo contentissimi di averti qui e di poterti ascoltare. Lui è un cantante di musica leggera che canta canzoni molto conosciute, che spaziano da Battisti a Battiato. Oggi invece, qual è l'autore che hai scelto per noi? Oggi è sempre Lucio Battisti. Lucio Battisti, perché è un tuo insomma, ti piace molto. Quest'anno, come avevamo detto già in un'altra puntata, sono 22 anni che ci ha lasciato. 22 quindi, anni in occasione della scomparsa di Lucio Battisti, però ci ha lasciato un immenso canzone. Patrimonio di capolavori che ha fatto lui. Certo. Quindi oggi ne facciamo uno. Che cosa ci canti? La luce dell'Est. Il nostro Domenico Bartolomeo in La luce dell'Est. Grazie. La nebbia che respiro ormai si dirada perché davanti a me un sole quasi bianco sale ad est. La luce si diffonde ed io questo odore di funghi faccio mio, seguendo il mio ricordo verso est. Piccoli stivali e sopra lei una corsa in mezzo al fango e ancora lei, poi le sue labbra rosa e infine noi. Scusa se non parlo ancora slavo, mentre lei che non capiva disse bravo, e rotolammo fra sospiri e da. Poi seduti accanto in un'osteria, bevendo un brodo caldo, che follia, io la sentivo ancora profondamente mia. Ma un ramo calpestato ed ecco che ritorno col pensiero e ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me.
a te che sei il mio presente, a te la mia mente come uccelli leggeri, fuggo tutti i miei pensieri per lasciare solo posto al tuo viso, che come un sole rosso acceso arde per me. Le foglie ancora bagnate lascian fredda la mia mano e più in là un canto di Faggiano sale ad est. Qualcuno grida il nome mio, smarrirmi in questo bosco follia, per leggere in silenzio un libro scritto ad est. Le mani rosse un poco ruvide, la mia bocca nell'abbraccio cercano il seno bianco e morbido fra noi. Dimmi perché ridi, amore mio, proprio così buffo sono io. La sua risposta dolce non seppi mai. L'auto che partiva e dietro lei, ferma sulla strada lontana ormai, lei che rincorreva inutilmente noi. Un colpo di fucile ed ecco che ritorno col pensiero e ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me. A te che sei il mio presente, a te la mia mente come uccelli leggeri, fuggo tutti i miei pensieri per lasciare solo posto al tuo viso, che come un sole rosso acceso arde per me. La 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 la. Arde per me. La 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 la. Grazie a tutti. Domenico Bartolomeo, grazie. Alla prossima. Alla prossima. Bene, e adesso è arrivato il momento di un'altra esordiente di questa trasmissione. Lei si chiama Marina Muser. Vieni Marina. Buonasera. Lei suona, compone, studia danza, quindi è un'artista completa. Ha iniziato a cantare giovanissima e ci presenti un brano di cui hai scritto il testo? Sì. Allora, ho scritto il testo e la musica è di Michele Braganti e Angelo Petruccetti. Ah, bene, il nostro amico Angelo, che salutiamo. Io adesso però non me lo ricordo, non voglio fare una figuraccia, ma Turco, inquadra i piedi di questa ragazza, perché io mi ricordo che anche negli anni 70 avevamo una cantante famosa che cantava scalza. Qualcuno se lo ricorda, vero? Petula Clark. Oh, vedi che allora avevo avuto questo... Bravo Alessandro. Quindi la nostra Marina si esibisce scalza, facendoci un po' ricordare anche questa artista che si esibiva così e che ha avuto tanta fortuna, perché io me la ricordo, quindi va bene. La nostra Marina Muser che canta Come l'estate. A voi. Grazie.
incontrarti. Vorrei che tu vedessi cosa vedo io da tempo. Forse ancora non ti accorgi di quanto sei speciale. Una nuova canzone mi ha portata dentro un viaggio dove tu mi hai accompagnata, curando il mio dolore in poche ore inaspettate. Calore in fondo al cuore, tu sei come l'estate. Ti guardi e non ti piaci, ti canto il tuo riflesso mentre mi parli di te senza usare una parola. Sorprenderai la vita superando ogni barriera e continuerò a cantare che con te posso volare. Yeah. Una nuova canzone mi ha portata dentro un viaggio dove tu mi hai accompagnata, curando il mio dolore in poche ore inaspettate. Calore in fondo al cuore, tu sei come l'estate. Sei arrivato con la neve come per magia, che rivivo ogni volta in una tua fotografia. In una nuova canzone mi hai portata dentro un viaggio dove tu mi hai accompagnata, curando il mio dolore in poche ore inaspettate. Calore in fondo al cuore, tu sei come l'estate, come l'estate, come l'estate, come l'estate. Come l'estate, come l'estate. Come l'estate. Grazie. Marina Muser, grazie, come l'estate. Spero riusciremo a vederci in qualche altra occasione nel corso di questa edizione di Mille Voci. Ed ora siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento di oggi. Siamo arrivati alla fine con un artista che ha fatto veramente un viaggio lunghissimo per essere qui con noi, quindi noi la ringraziamo tantissimo. Bravo, vai con la musica che ci sta proprio, perché capirete da questa sonorità del maestro Alessandro che lei viene direttamente dalla Francia. Cathy Varna. Ça me fait quelque chose. Ecco. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il m'a dit la chérie pour la vie. Cotta e mangiata, perché io so cantare solo la Vie Rose in francese, quindi lei è stata carina. Allora, Cathy Varna in questo momento così difficile è riuscita a fare questo viaggio dalla Francia fin qui, è venuta a trovarci, quindi noi siamo contentissimi
di ospitarti. Lei è una bellissima persona che abbiamo avuto modo di conoscere nell'edizione 2019, veramente onorati. Saluto anche Patrice che ti accompagna qui a Mille Voci, quindi grazie di essere con noi, che è anche il tuo produttore in qualche modo, no? Per cui grazie. Allora Cathy, oggi tu canti in tutte le lingue, canti in francese, canti in inglese e canti in italiano. Sei la scoperta di questa edizione di Mille Voci 2020 a sentire Cathy cantare in italiano. Sì. Di cosa ci canterai oggi? Sì, oggi io canto una canzone di Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo. No, non la canti da sola, tutti. La cantiamo tutti insieme qui in studio e da casa. Cathy Wagner, Sarà perché ti amo. Grazie. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È in primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si fa, sempre più in alto si va. Vola, vola con me, il mondo è matto per te. Se l'amore non c'è, basta una sola canzone. La confusione voglio dentro di me. Vola, vola, si fa, sempre più in alto si va. Vola, vola con me, il mondo è matto per te. Se l'amore non c'è, basta una sola canzone. La confusione voglio dentro di me. Ma dopo tutto, cosa c'è di strano? È una canzone, sarà perché ti amo. Se cade il mondo, allora ci spostiamo. Se cade il mondo, sarà perché ti amo. Sentimi forte e stammi più vicino. È così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è fatto, che cosa c'è di strano? Fatto per matto, almeno non ci abbiamo. E vola, vola si fa, sempre più in alto si va. Vola, vola con me, il mondo è fatto per te. Se l'amore non c'è, basta una sola canzone. La confusione vuole dentro di te. Vola, vola si fa, sempre più in alto si va. Vola, vola con me, il mondo è fatto per te. Se l'amore non c'è, basta una sola canzone. La confusione vuole dentro di me. La 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 vola, vola si sta, sempre più in alto si va. Vola, vola con me, il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te. Grazie! Cathy Wagner, sarà perché ti amo, grazie! Grazie a tutti. Grazie per questo momento. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Mille Voci. Vorrei salutare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa puntata. Saluto il nostro regista Gianni Turco, tutti i tecnici, ringrazio tutti gli artisti, Xandre, Ilaria Pirozzi, ciao Paola, non mi ricordo il cognome, va bene lo stesso, Carbonelli, ok, grazie. Poi ringrazio Cathy Wagner, Marina Muser, Daniele Sinasce, Bruno Filippini, Domenico Bartolomeo. Saluto tutti gli artisti che avrebbero dovuto essere con noi e che non hanno potuto partecipare a questa edizione per i motivi che potete immaginare. Vi do appuntamento alla prossima puntata
E saluta il maestro Alessandro, sigla! Suonano potenti come 1000 baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. Suonano potenti come 1000 baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. Alla prossima puntata, ciao, grazie!